Tragico incidente nel tardo pomeriggio a Tre Baselego lungo la Castellana, scooter finisce contro un'auto, muore un ventenne di Resana. Il caso della mamma trevigiana morta 5 giorni dopo aver dato alla luce i suoi gemellini, la famiglia ha deciso di non sporgere denunce. Lunedì a Cimodolmo per i funerali sarà lutto cittadino. La superstrada pedemontana non si tocca, il monito del governatore del Veneto al ministro pentastellato Toninelli nella legittimità dei controlli, avverte Zaia rimane poco di cui discutere. Il caso dei fondi per il bando periferie congelate dal decreto mille proroghe, dopo le polemiche il sindaco Mario Conte parla con il vice ministro dell'economia, rassicurazioni sulle risorse per i lavori. Incendio questa mattina in una casa colonica a Casale sul Sile, le fiamme hanno interessato il tetto della villa, le cause del rogo forse legate al gran caldo. Una perdita gravissima per la cultura italiana e per il Veneto, il cordoglio da tutta la regione per la scomparsa di Cesare De Michelis, presidente della Marsilio, storica casa editrice veneziana, e ricordo del giornalista Massimo Fini, se ne va un amico. Stessa patologia, stesso ospedale, intervento compiuto contemporaneamente e decorso nella stessa stanza, la singolare storia di due anziani coniugi di San Fioro, operati al Cafoncello di Treviso. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e in primo piano purtroppo l'avete visto e sentito dai titoli la notizia di una nuova tragedia della strada nel tardo pomeriggio poco dopo le 17, uno schianto a Tre Baseleghe lungo la strada Castellana tra il supermercato Prix e la Rotonda, con lo schianto tra un'auto e uno scooter. In sella allo scooter c'era un ragazzo di 20 anni di Resana. Nel tremendo impatto purtroppo il giovane ha perso la vita. Sul posto, come vedete, i vigili del fuoco e anche il SUEM, oltre alla polizia stradale e alla polizia locale per i rilievi, ma purtroppo per il ragazzo, nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Ed è una nuova, purtroppo, giovane vittima sulle strade del Veneto, una giovane vittima trevigiana. Una giovane vittima invece del fato, del destino, Maria, la 39enne, la mamma di Maserada, nativa però di Cimodolmo, morta, come abbiamo raccontato in questi giorni, dopo aver dato alla luce i suoi gemellini, 5 giorni dopo aver dato alla luce i suoi gemellini. La famiglia ha deciso di non presentare alcun esposto alla magistratura e lunedì a Cimodolmo sarà lutto cittadino per i funerali. Nessun esposto in procura, nessuna azione legale, solo una tragica realtà con cui fare i conti da qui ai giorni a venire. La famiglia di Maria Buso, il marito Fabio Piovesani, il fratello Stefano, i genitori hanno deciso di procedere con i funerali della 39enne, morta dopo aver dato alla luce all'ospedale Cafoncello 2 gemellini. I sanitari che l'hanno avuta in cura, dal reparto di ostetricia dove è stata fatta partorire con taglio cesareo, alla chirurgia, alla terapia intensiva, si sono confrontati ribadendo che a stroncare la mamma è stata una tragica fatalità. Una setticemia causata da una necrosi addominale che non aveva dato alcuna avvisaglia, un evento imprevedibile non collegato al parto con un decorso rapido e purtroppo fatale. I funerali sono stati fissati per lunedì pomeriggio alle 15:30 nella chiesa di Cimodolmo, poi il feretro sarà cremato. Il rosario sarà recitato nella stessa chiesa domenica alle 18:30. Il sindaco Giovanni Ministeri ha proclamato per il giorno dei funerali il lutto cittadino, un dolore che investe 2 comunità, Cimodolmo e Maserada, dove la coppia viveva. Floriana Casellato, ex sindaco di Maserada, era stata maestra di Maria e la ricorda così. Maria era una ragazza calma, tranquilla, conosco bene tutta la famiglia, anche il fratello, l'abbiamo avuto a scuola a Cimodolmo. Una cara ragazza che cresceva bene, insomma. Ho un grande dolore, un grande dispiacere veramente, penso sia ai bambini che al marito e poi anche ai genitori, veramente una cosa, una tragedia inspiegabile. Prima alunna, poi compaesana, proprio a Maserada. Era venuta a trovarmi proprio perché io finivo di fare il sindaco, era venuta a trovarmi ed ero così contenta, no, che un'ex alunna venisse anche a farsi viva e poi fosse diventata una concittadina, insomma è stata una cosa molto bella. E poi rivedevo anche i genitori, insomma, li ho visti alla Sagra Paesana, erano in grande attesa di questo evento. Dalla gioia della maternità al dramma, così immenso da non riuscire a crederci. Non pensavo fosse vero, perché mi pareva, sentivo degli amici miei che l'avevano vista qualche giorno prima di entrare in ospedale, a cui aveva detto ho programmato la visita, ormai l'intervento per il tal giorno, eccetera. Non credevo veramente, pensavo che fosse una roba così.
perché ho telefonato a una mia ex collega per informarmi, insomma, ecco. Adesso parliamo della superstrada pedemontana veneta con un nuovo monito del governatore Luca Zaia, diretto evidentemente al Ministero dei Lavori e delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'opera, ribadisce, deve essere consegnata per il 2020. Sappiamo solo che la pedemontana, in base alle carte firmate, si deve essere consegnata, finita, ultimata in fine 2020. Ricordo che è la più grande infrastruttura in cantiere oggi in Italia, 94 km e mezzo, 16 caselli, 36 comuni, 2 miliardi 258 milioni di euro di opere. Giù le mani dalla pedemontana. Luca Zaia usa parole che sembrano tagliate su misura per rispondere al ministro 5 Stelle Danilo Toninelli, che aveva annunciato di voler capire bene costi e benefici dell'opera. La pedemontana veneta, la più grande opera in cantiere in Italia, non si tocca. A ritenerla strategica il tessuto produttivo del nord-est. I cantieri sono aperti e pur nella legittimità dei controlli che il Ministero deve compiere, sottolinea Zaia, rimane poco di cui discutere. La pedemontana è un progetto del 1990, l'attuale progetto in cantiere è del 2002, la gara è del 2006 e l'aggiudicazione in virtù di una sentenza del Tribunale del 2009. Noi siamo arrivati nel 2010 e abbiamo recuperato con non pochi sforzi, qui c'è con me l'assessore D'Alberti, abbiamo recuperato con non pochi sforzi tutta la partita, abbiamo fatto squadra coinvolgendo l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, abbiamo coinvolto la Corte dei Conti, l'Avvocatura dello Stato, addirittura abbiamo nominato come commissario della pedemontana il vice avvocato generale dello Stato, che è l'avvocato Marco Corsini, e noi, insomma, se qualcuno vuole vedere carte, noi ne abbiamo quintali di carte. Quasi un monito, chi vuole vederci chiaro sulla questione pedemontana deve solo accomodarsi. Un monito, quello lanciato da Zaia oggi durante il sopralluogo a Vittorio Veneto per i cantieri, per la elettrificazione della linea ferroviaria Conegliano. Vittorio, questi altri interventi segnano una rivoluzione per il trasporto su ferro, ha detto l'assessore regionale De Berti. 180 km di linee da elettrificare, 3 anni di lavorazione fino al termine del 2020 con interventi suddivisi in 2 fasi. Questi i punti principali del progetto di elettrificazione della rete ferroviaria veneta. Sopralluogo del governatore Zaia insieme all'assessore dei trasporti Elisa De Berti al cantiere aperto in prossimità della stazione Soffratta Vittorio Veneto. La prima tranche di lavori attualmente in corso e che si concluderà entro il 2019 prevede un investimento di 30 milioni di euro per la realizzazione di 3 tratte, la Bassano Campon-Sapiero, la Castelfranco Montebelluna e la Conegliano Vittorio. La seconda fase del programma di elettrificazione prevede la chiusura del cosiddetto anello basso tra Treviso e Vittorio Veneto, con gli interventi sulle tratte Treviso, Montebelluna, Belluno, Ponte nelle Alpi, Vittorio Veneto. Nella seconda fase procederemo anche con la realizzazione del sottopasso per Vittorio Veneto e sono state fatte le opere per predisporre proprio la realizzazione più semplice possibile del sottopasso viaggiatori. Un progetto nato nel 2015 per superare i problemi determinati dalle rotture di carico. Ci siamo impegnati ad investire e a fare delle scelte politiche per arrivare a togliere la rottura di carico sia di Montebelluna che di Conegliano. Promessa mantenuta, dice l'assessore De Berti, che ricorda come la Regione nel 2016 avesse ordinato 9 elettrotreni per il cui funzionamento era necessaria però l'elettrificazione. A questo punto la palla è passata nelle mani di RFI con l'avvio dei cantieri. RFI ha iniziato e con oggi vediamo il cantiere, la prima fase, e sono assolutamente fiduciosa che nel 2020 vedremo la realizzazione di tutto l'anello basso del Bellunese elettrificato. Interventi che andranno a migliorare il servizio a Vittorio Veneto e Conegliano. Un rinnovamento di tutta la tratta ferroviaria che verrà elettrificata, tra l'altro si inserisce anche insieme a un altro grande lavoro che è stato fatto dalle ferrovie, che è stata la ristrutturazione della nostra stazione di Conegliano, per cui veramente entriamo finalmente nel nuovo millennio. Ma le novità per quanto riguarda il trasporto su rotaia non si fermano qui. Come ricorda l'assessore De Berti, oltre ai lavori di elettrificazione vi sono interventi per il miglioramento delle infrastrutture, dei mezzi e dei servizi, per l'eliminazione dei passaggi a livello e l'istituzione del biglietto unico. Tra investimenti infrastrutturali, miglioramento del servizio e il biglietto unico che arriverà nel 2020 sarà una vera rivoluzione del ferro.
Adesso torniamo a parlare del congelamento dei fondi del bando periferie. Sappiamo 14 milioni congelati a Treviso. Oggi interviene anche l'Ascom con l'associazione dei commercianti che si dice preoccupata per quelle attività che hanno puntato proprio sul rilancio dei quartieri. Sentiamo. Decreto mille proroghe e congelamento dei fondi per le periferie, una batosta non solo per i comuni ma anche per chi contava sul rilancio dei quartieri destinatari degli investimenti, che per i capoluoghi che se li erano aggiudicati erano manna dal cielo, come i 14 milioni che il bando assegnava a Treviso. Santa Maria del Rovere, Selvana, Fiera, un brusco stop che suscita anche la preoccupazione dell'associazione commercianti. Intanto significa o rischia di significare la morte delle città. Poi per quanto riguarda il commercio rischia di essere un'ulteriore doccia gelata per tutta una serie di persone che avevano scommesso o stavano scommettendo sulle periferie e che come sempre vedono cambiare dalle sera alla mattina lo scenario dentro al quale collocavano i propri investimenti. Una follia. Norme che cambiano di continuo, promesse non mantenute, un clima di incertezza che non fa bene a nessuno, dice il presidente dell'Ascom, associazione di categoria che in questo scenario intende fare la sua parte. In tutto questo Ascom può fare una forte alleanza con l'amministrazione di Treviso e non solo, perché il bando periferie coinvolgeva anche altri soggetti, in modo tale che questa pressione arrivi al governo tramite i parlamentari per far sì che quanto hanno promesso i ministri in queste ore si verifichi, e cioè ci siamo sbagliati, non è così, sicuramente vi daremo i soldi. Sul congelamento dei fondi però ci sono delle novità perché oggi il sindaco Mario Conte ha parlato con il vice ministro all'economia che a quanto pare ha dato delle ampie rassicurazioni. Ce lo facciamo dire proprio in diretta telefonica dal sindaco Mario Conte. Sindaco, buonasera. Sì, buonasera a tutti, grazie della telefonata. Buonasera, allora sindaco, lei ha parlato con il vice ministro Garavaglia, è vero? Sì, proprio poche ore fa ho parlato, è stata una telefonata molto utile anche perché credo sia necessario fare un po' di chiarezza su tutto questo scenario. Allora il Vice Ministro intanto mi ha dato anche delle spiegazioni relativamente al congelamento, nel senso che stiamo parlando di soldi pubblici e oltre 2.500 progetti in tutta Italia. Questo governo si è accorto che non tutti i progetti che erano stati presentati erano soldi ben spesi. Da qui il desiderio di approfondire alcune analisi, soprattutto nel rispetto della tutela dei cittadini, e quindi questo congelamento. Mi ha altrettanto detto però che a partire da gennaio 2018 tutti i comuni, quindi compreso anche quello di Treviso, verranno sbloccati gli avanzi di bilancio delle precedenti gestioni. Quindi credo che questo possa attenuare un po' questo colpo d'arresto che comunque rimane un punto da esaminare con attenzione, lo faremo nelle prossime ore anche con gli uffici, però credo che ci siano degli spiragli appunto per far sì che questo colpo non sia soltanto una battuta d'arresto, ma sia comunque un'opportunità di sviluppo e di investimenti nei nostri territori. Quindi, se non ho capito male, alcuni dei lavori o alcuni dei progetti potrebbero essere portati avanti utilizzando l'avanzo, è così? Sì, e attenzione perché comunque noi ci concentreremo comunque sulle periferie indipendentemente dal bando. Il bando periferie che la precedente amministrazione aveva portato avanti da un punto di vista di progettualità si concentrava su il quartiere Santa Maria del Rovere, poi c'erano degli impianti sportivi. Interventi necessari, secondo noi si poteva fare anche meglio. Comunque, voglio dire, io credo che in questa fase non sia necessario guffare, perché purtroppo leggo troppi esponenti anche dell'attuale opposizione del Partito Democratico che guffano e mi fanno pressione. Io vorrei ricordare che questo mille proroghe è stato votato all'unanimità da tutte le forze politiche, quindi io toglierei di mezzo la politica e chiederei veramente a tutti un atteggiamento responsabile nel rispetto dei cittadini. Questo atteggiamento noi lo stiamo assumendo, tanto è vero che oggi c'è stato questo primo confronto col Vice Ministro all'Economia, che ringrazio. Grazie allora al Sindaco Mario Conte per questo chiarimento, grazie e buon lavoro. Grazie, buonasera a tutti. Grazie al Sindaco, proprio il Sindaco Mario Conte aveva annunciato ieri
che i nomadi avrebbero lasciato il parcheggio dell'ex Foreo Boario alle 14, così è stato. Oggi pomeriggio alle 14 i nomadi, una cinquantina, arrivati l'altro ieri con una decina tra camper e roulotte dalla zona dell'Iperlando di Preganziol, hanno lasciato il parcheggio. L'accampamento aveva subito attirato l'attenzione degli automobilisti e forze dell'ordine. Il sindaco è andato personalmente a trattare con i rom, ha concordato che lasciassero spontaneamente l'area oggi e così è stato. In caso contrario era già pronta l'ordinanza di sgombero. Adesso invece a Casale sul Sile la paura per un tetto di una villa che si è incendiato. Umberto Vanin, proprietario di Villa Loredana ai confini tra Casale sul Sile e Quarto d'Altino, non nasconde di aver vissuto attimi di paura questa mattina quando il tetto della sua casa colonica ha iniziato a prendere fuoco. Noi abbiamo preso sì paura, perché purtroppo sapevamo che vanta a fuoco una casa colonica che ha oltre 250 anni, c'è un pericolo perché è tutto di legno. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco che in pochi minuti si sono portati in via San Michele. Una volta domate le fiamme hanno messo in sicurezza la struttura. A terra i calcinacci, pezzi di tegola e la lana di vetro. Sarebbe stata questa, anche se la causa del rogo deve essere ancora accertata, ad aver preso fuoco probabilmente per colpa del gran caldo, come spiega lo stesso Vanin. Del troppo calore purtroppo ha montato fuoco un pezzo di coperto. Ancora da quantificare il danno alla struttura, ma l'importante, dice ora il proprietario, è che tutto sia andato bene e l'ultima battuta di Umberto Vanin è per i vigili del fuoco. Ringraziare veramente con cuore aperto i vigili del fuoco, sono intervenuti in un momento non presto di più. E la paura è già stata anche a Brera di Piave stamane per l'incendio di un'autovettura che aveva un impianto GPL in via Roma di fronte al municipio. Vediamo le immagini impressionanti dei vigili del fuoco. Per fortuna non è successo nulla di grave fino all'arrivo dei vigili del fuoco di Treviso che hanno spento e messo in sicurezza la vettura, evitando quindi l'esplosione. A San Fiore invece spari nella notte, paura per questi spari, era l'esito di una lite fra transessuali. Gli spari nella notte, l'allerta alla polizia e la sorpresa degli operatori nel trovarsi di fronte agli esiti di una furibonda lite fra trans. Una lite che avrebbe potuto anche degenerare in qualcosa di molto peggio, perché il 45enne, bloccato dagli agenti del commissariato di Conegliano a poca distanza dal cavalcavia dell'autostrada A27 in zona San Fiore, era armato di pistole e sembrava molto ostile. Poco prima aveva colpito con il calcio dell'arma un altro trans cinquantenne del posto, non prima di aver esploso alcuni colpi in aria per intimidirlo. Il 45enne ha raccontato di essersi recato nei pressi del cavalcavia per prostituirsi, ma di essere stato avvicinato dal cinquantenne che aveva cominciato a minacciarlo e insultarlo per futili motivi, forse legati proprio alla particolare attività che entrambi svolgono. Così ha estratto la pistola che teneva nella cintura e ha fatto fuoco, prima di colpire al volto il cinquantenne con il calcio dell'arma. Arrestato, ora è accusato di lesioni e minacce a pubblico ufficiale. La pistola è risultata regolarmente detenuta, ma per uso sportivo, non certo per difesa personale. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso, per parlare del caso Ascopiave. Per i comuni è arrivata l'ora di decidere se rimanere in società o uscire, una scelta che arriva dopo 2 anni di duri scontri, più per la governance del gruppo, insieme a qualcuno, che per le strategie. Anche le rese dei conti hanno le loro scadenze, come quella che va avanti da 2 anni all'interno di Ascopiave. Il termine per esercitare il diritto di recesso per i soci che non hanno votato il nuovo statuto è fissato per oggi. Una trentina che venderanno le proprie quote alla holding del tutto o in parte. Sullo sfondo uno scontro politico sia all'interno della Lega che tra il Carroccio e i suoi avversari, tanto da prefigurare scenari di ricorsi e battaglie giudiziarie. Adesso siamo in un momento un attimo così di stallo, io spero che se ne venga fuori il prima possibile, ma più che altro per il bene della società. Io credo che insomma, siamo ancora in tempo per trovarci, appianare quelli che sono i contrasti e insomma, uscirne tutti bene, ecco.
chi vuole uscire completamente, chi recede parzialmente e anche chi insomma esce senza chiedere soldi, magari ma azioni piave, come abbiamo deciso di fare noi a Spresiano. A Spresiano, come in altri comuni, il tema si è dimostrato dirompente all'interno della stessa maggioranza. Qui la Lega ha preso le distanze dal sindaco Marco Della Pietra ed è passata all'opposizione, ma il primo cittadino ribadisce la bontà della sua scelta. Chi mi ha preceduto voleva vendere le azioni ancora 3 anni fa e avrebbe ricavato circa 4,5 milioni di euro in meno rispetto a quello che ricaviamo noi oggi, per cui è giusto essere anche dritti e diretti sul dire certe cose. Noi oggi non le vendiamo, le tramutiamo in azione Piave. L'azione Piave ci permette di avere tutto il dividendo, quindi non solo una parte come abbiamo avuto quest'anno, quindi paradossalmente potremo prendere anche più soldi di dividendi, di uscire chiaramente dalla holding, di avere comunque voce in capitolo in Ascopiave, che voglio dire è Ascopiave che dà i dividendi alla holding. Ma al di là delle singole scelte, Della Pietra lancia un appello. O si resetta tutto e si riparte malgrado i tempi siano ormai scaduti, siamo per gli sgoccioli, oppure davvero si rischia di perdere tutto quanto il valore di una società che insomma è sicuramente strutturata sul territorio. Torniamo alla politica cittadina di Treviso, la politica che si infiamma anche intorno alla proposta del consigliere di maggioranza Davide Visentin di presentare una mozione che impegni il Comune di Treviso ad appoggiare l'abrogazione della legge Mancino e il PD insorge. Secondo me è una battaglia giusta, in quanto questa legge viene usata per scopi politici e non per i fini che dovrebbe perseguire. La battaglia a cui fa riferimento il consigliere comunale di maggioranza Davide Visentin, ex segretario di Forza Nuova Veneto, ora in carica con la lista Conte, è quella intrapresa dal ministro Lorenzo Fontana per abrogare la legge Mancino che sanziona e condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista e che hanno come scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi. Visentin argomenta così la sua decisione di presentare nel prossimo Consiglio Comunale una mozione affinché il Comune si impegni ad appoggiare l'abrogazione della legge. È una legge che non va a colpire tutti, ma va a colpire solo chi vuole una certa parte politica italiana, perché quella volta non è stato punito Olivero Toscani quando ha infangato il popolo veneto, perché non va a punire chi continua a negare le foibe. Anche la Costituzione parla di difesa delle idee, di libertà di espressione e di parola. Pronta la reazione delle opposizioni in Consiglio. Non c'è nessuna libertà di pensiero nell'essere razzisti, si tratta semplicemente di condannare degli episodi spiacevoli che vanno condannati. Il problema degli amministratori di Treviso è eliminare il reato di odio, di incitazione all'odio razziale. Non mi sembra sia fra le priorità e spero che il sindaco Conte convinca il consigliere Visentin a ritirare questa mozione. Non possiamo dare all'Italia questa immagine di Treviso, aggiunge poi il capogruppo PD. L'idea è che passi l'immagine che il Consiglio Comunale di Treviso sia il Consiglio Comunale che vuole togliere il reato di odio razziale mi sembra una cosa di cui vergognarsi. Visentin auspica che il sindaco Conte e l'amministrazione comunale targata Lega appoggino la mozione. L'ha portata avanti un ministro leghista e quindi la nuova giunta, la nuova amministrazione dovrebbe appoggiare appunto questa mozione. Il Partito Democratico dalla sua è pronto ad alzare le barricate contro la mozione di Visentin. Se davvero il sindaco Conte non riuscirà a convincere Visentin a ritirare questa mozione, con tutti i cittadini trevigiani che non si sentono identificati in questa proposta, ci batteremo in Consiglio Comunale e fuori. Raggiunge ovviamente anche la Marca il lutto, il cordoglio per la scomparsa di Cesare De Michelis, presidente della storica casa editrice veneziana Marsilio. Far libri, stamparli, leggerli, scriverli, raccoglierli, venderli, recensirli. Nella mia vita mi sembra di non aver fatto altro, come se un'ossessiva passione mi avesse travolto appena ragazzo. Eppure da sempre mi è sembrato non privo di significato farli qua, dove ero cresciuto, magari a Venezia. Quando cominciai lo sapevo e non lo sapevo che la Serenissima era stata la patria del libro, per questo continuo a fare libri a Venezia. Con queste parole Cesare De Michelis riassumeva un amore, o meglio una passione
come l'aveva definita lui, per i libri, che aveva riversato nel suo lavoro, collaborando subito dopo la laurea alla fondazione della casa editrice Marsiglio, diventandone nel 1969 presidente. Nel 1965 come regalo di laurea ebbi una quota della Marsiglio. A mio padre, che tutti volevano l'automobile, insomma queste robe qui, o per il motorino almeno, insomma delle cose. E sì, no, perché c'era un aumento di capitale Marsiglio, compriamo l'1%, insomma 2%, non ricordo cos'era. Cesare De Michelis, fratello dell'ex ministro socialista Gianni, si è spento nella notte mentre si trovava in vacanza a Cortina. Il 19 agosto avrebbe compiuto 75 anni. Decano degli editori italiani, De Michelis aveva insegnato all'Università di Padova, per intraprendere poi nel 1980 la carriera politica, diventando consigliere comunale e in seguito assessore del Comune di Venezia. Ricopre l'incarico di consigliere della Fondazione Teatro La Fenice e di vicepresidente della Biennale di Venezia. L'anno scorso viene nominato Cavaliere del Lavoro dal Capo dello Stato Mattarella. Ma De Michelis, con il suo lavoro e la sua dedizione, farà della Marsiglio una delle case editrici più importanti, che in 50 anni pubblica oltre 6.500 titoli, lanciando scrittori come Margaret Mazzantini, Susanna Tamaro, Chiara Gamberale. Inaugura inoltre la moda del giallo scandinavo con la saga Millennium di Stieg Larsson. Un amore per i libri che non era legato esclusivamente al suo lavoro, ma che faceva parte della sua quotidianità, basti dire che possedeva una biblioteca di oltre 100.000 volumi. Con lui se ne va un pezzo di storia della cultura italiana. Stessa patologia, cambiamo argomento, stessa patologia, stesso ospedale e stessa stanza dopo l'intervento chirurgico per una singolare vicenda, una singolare storia che vede protagonisti due anziani coniugi al Cafoncello. Uniti nella cattiva e nella buona sorte. E uniti anche in salute e malattia. Sì, perché Domenico Gava e la moglie Maria Luigia Zanette, 81 anni lui, 79 lei, di San Fior, sono stati operati nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Cafoncello di Treviso lo stesso giorno per la stessa patologia, un prolasso mitralico, della medesima urgenza. L'equipe, coordinata dal dottor Giuseppe Minniti, ha deciso anche di ricoverarli nella stessa stanza, dove marito e moglie, insieme da 50 anni, badano l'uno all'altro. Il paziente deve sentirsi confortato a 360 gradi, non possiamo ritenere che soltanto l'abilità chirurgica e diciamo così organizzativa sia diciamo il perno in cui deve ruotare la sanità. Io ritengo che sia fondamentale che il paziente si senta confortato dai medici, confortato dagli infermieri, confortato da una serie di attenzioni che poi fanno la differenza e motivano il paziente a reagire bene. Io sono anni che ho il cuore che fa, non scherzi, fiacchetto. A un certo punto abbiamo fatto una visita e dovete andare a farvi vedere. Ora, ho trovato un medico, dico il Corneliano, e mi scusi, lei che sa, da che medico devo andare a farmi vedere? Il dottor Minniti a Treviso. E siamo qua. E la signora, non potendo fare a meno, traccate anche lei qua. Siamo contenti di essere qua, il merito del dottore lo torno a dire, perché se non c'era lui non eravamo qua. Mando uno qua, uno là, e i figli come fanno, perché lavoro e questo e quest'altro. Un sollievo anche per i figli. Si arrangiano a guardarsi a vicenda, in più anche noi siamo agevolati nell'assistere, perché noi non possiamo, come ho detto loro, che ringraziare, insomma hanno organizzato tutto perfettamente. Una vita alla zoppas per Domenico, casalinga, mamma e nonna Maria Luigia, che per 7 mesi questo inverno ha accudito il marito dopo una caduta in casa. Poi la patologia al cuore che ha portato l'ospedale a decidere di intervenire contemporaneamente sui due anziani che ora proseguiranno la riabilitazione a Motta di Livenza. Siamo uniti qua, siamo messi assieme, state qui, mi raccomando non fate scherzi e poi credo. Complimenti a questa coppia e con gli auguri anche di pronta guarigione a questa coppia ci salutiamo, vi lascio la previsione del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione e dunque bel tempo su tutto il nostro territorio, ma vediamo il dettaglio.
Sul Veneto ampio soleggiamento, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio tuttavia non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui rilievi del Bellunese, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 33 gradi. Diamo uno sguardo ora al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile, solamente con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime comprese tra 21 e 24 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 30 e 33 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e con accesa instabilità invece a partire dal pomeriggio, con locali temporali sui settori alpini di confine, localmente anche di moderata o forte intensità. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 31 e 33 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli Venezia Giulia e all'estero.